Ciao. Vai, io sono Raffaele. Io sono Simone. Simone. Oggi è il primo giorno di Macarefer. Noi lavoriamo per le persone sorde. Per persone sorde si intendono persone che non hanno il dono né della voce né dell'udito, ma che comunque sia riescono a capirci perché sanno leggere il labiale. Il problema, visto da un'altra angolazione, siamo noi che non conosciamo la lingua dei segni che usano quotidianamente. Quindi questo dispositivo è in grado di infrangere questa barriera, poiché adesso anche noi riusciamo a capire la lingua dei segni. Questo guanto ha un giroscopio e ovviamente dei sensori, e praticamente questo guanto che traduce la lingua dei segni in vocale. Questo aiuta ovviamente le persone sorde o comunque le persone che non hanno un nervo acustico e devono comunicare con il mondo sonoro, con il mondo udenti. Il funzionamento di Mixapista è molto semplice, è sufficiente installare le 12 bottiglie, che siano di alcol o di succhi, e il robot in automatico, in base a quelle che sono le ricette precaricate, ti dice i cocktail effettivamente preparabili. In questo modo, attraverso un semplice tap sul tablet integrato, è possibile fare la miscelazione di qualsiasi tipo di cocktail. Questo è un robot che abbiamo pensato e costruito all'Università di Napoli ed è una piattaforma sperimentale con la quale stiamo sviluppando nuove tecniche di controllo avanzato. L'idea principale che ruota attorno a questa macchina è quella di costruire un robot che possa manipolare oggetti che siano ad esempio deformabili, come un impasto di una pizza o come un organo, e che lo possa fare quindi senza poterli necessariamente afferrare come invece si fa con gli oggetti rigidi. Stiamo principalmente lavorando ad un trasferimento tecnologico di alcune tecnologie che abbiamo sviluppato su questa piattaforma nel contesto medico-chirurgico, in particolare nella robotica chirurgica per operazioni di cucitura automatica e di taglio asservito, cioè meglio in cooperazione con il chirurgo. L'idea è quella di far tornare in vita prodotti di design industriale obsoleti dal punto di vista tecnologico, li svuotiamo della loro funzione originale e la sostituiamo con prodotti audio, quindi giradischi, radio, amplificatori. Uno di questi prodotti per esempio è il nostro giragrill, una bistecchiera. Un altro prodotto ad esempio è questo macina caffè Brown. Il timer adesso è diventato il volume e il grado di macinatura del caffè invece consente la sintonia del prodotto. L'ultimo gesto d'uso è l'estrazione del cassettino che determina l'uscita dell'antenna. Il sistema Avatar ha la funzione di facilitare in qualche modo la comunicazione. Abbiamo un feedback del movimento, no? Pensiamo per esempio alla stereotipia del ragazzo autistico, lui ha un ritorno di questo. La stereotipia diventa visibile, noi possiamo quindi iniziare a lavorare su un controllo motorio abbastanza fine, no? E delicato. In più interagiamo con il ragazzo perché la realtà lui è completamente focalizzato, no? Concentrato su questo spazio terzo all'interno del quale noi comunichiamo. Io posso avvicinarmi a lui, offrirgli una carezza di luce.